altro bar davanti alla stazione dei treni, perché giustamente serve per compensare, un po' come, ripeto, mi odierà quello di Marghera, quando passo per Marghera prima di immergermi nella natura, ok? Cioè è un po' come tipo quando bevi la pallottolina sale e limone, non so se mi spiego, è una cosa simile. Italia, ok, vabbè, non vedi, stiamo andando a Offagna, non ti dico che strade, per carità, c'era scritto un bel pezzo in prima. Qui ho un Giacomo che testa tutte le luci. Vabbè, non ti faccio vedere l'area camper, primo perché è tardi, secondo perché è anche strapiena, noi siamo fuori dagli stalli, abbiamo buttato il camper qua in parte, strano, è strapieno di camper tutti tedeschi. Italia, sempre i tedeschi, io vai in ferie. Però io so dire zwei Kugeln in a becca, Erdbeer, Zitrone, ohne Zane, cioè zale bite, tutte che robette là, quindi io posso. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, guarda le colline, ecco no, di prima mattina non posso fare rima però, colline, e manca le galline, una roba del genere. Giacomo? Giacomo? Dov'è che abiti oggi? Boh. Come boh? Prova a controllare fuori dove abiti oggi, vai a controllare. Siamo così pigroni? Forse ci vuole un ragno petagno che ci sveglia, un ragno petagno. Hai battuto il ginocchio? Ti sei infortunato? Un bel Dimmi, pugno. raccontami. Un Un pugno estremo? O è stato il ragno petagno? È stato il ragno petagno? Il ragno petagno che sveglia i pampini? Maledetto. Guarda dove siamo, Pampino. Cioè, capisci? Siamo in montagna, sì, la Non siamo, vedi, Italia, i pampini proprio non apprezzano sta roba. Invece, dammi le soddisfazioni. Guarda che bello. Se per adesso sono fianchi colline marchigiane, no? Difatti siamo in Marche, siamo sotto Ancona. Vedi che anche l'Alessia mi dà del voi, perché mi dice: mi avete messo tutta la roba incalcata, ma io gli ho detto non c'entra niente Giacomo, poi ha detto sono stato io che ti ho messo la roba negli armadi, e lei insiste, ma mi avete, cioè vedi, quando una fidanzata, un'amorosa si arrabbia, allora primo ti chiama per nome, questa è la fase 1, ok? Perché di solito è amore, cici, pipì e popò e cacà e pupù, e dopo invece no, arrivano a darti addirittura del voi quando una cosa è molto grave, tipo quando le stropicci la roba da vestire. Roba futignata. Futignata, lingua locale veneta. Fai la foto. Ragazzo, colgo l'occasione per salutare Mauro, uno dei gestori dell'area camper, simpaticissimo, il quale si rivedrà il saluto fra tipo 2 mesi. Offagna! Offagna con 2 F. Vedi, ho mandato la femmina a controllare per non far brutte figure ogni volta su in televisione. Ascolta, no, parti scherzi, vada all'area camper, che figata, dove ce l'hai? Allora, ce l'hai con vista su una casetta molto carina, ok, ma su questa vallata bellissima con tutte queste colline marchigiane e se sei fortunato, dipende se hai mansardato come parcheggi, hai la vista proprio della rocca o di questo castello che adesso andiamo a vedere. E Gianni Scotti dice che... Ma uno dei borghi più belli d'Italia. Perché devo anche denotare che figa che è la fidanzata, con le sue tettone, gli occhiali da vamp, tutta tirata, È vero, guarda che fa, questa a lua, che bello. Adesso facciamo la recensione dei gatti marchigiani, che sarebbero quelli delle Marche, vediamo. No, vedi, indietreggia. Il gatto marchigiano è un po' selvatico. Andiamo avanti il figlio. Un Defender marchigiano e un Trattor col nonno tipico marchigiano. Una scultura postmoderno neorealistica marchigiana. Un cartello di inizio segnaletica, ma poco, difatti vedi che lo hanno segato, quindi si inizia, però
No, ma ci deve essere, secondo me, o si stanno fumando ganja a 1000 o c'è della canapa selvatica, che sarebbe quella pianta che ci ha fatto scoprire Marco nel video, quello che abbiamo girato nella ciclabile da Cortellazzo a Eraclea. Io aggiungerei che tra le cose tipiche, secondo me, mi sembra aver capito e denotato, ci sono i camini, perché è usanza proprio avere dei bei camini nelle case, tutti i mattoni, vedi, ognuno ha il suo bel camino. Vedi? Dopo i DJ veneti. Guarda là, un condominio marchigiano. Hai capito Italia? Senti, nel dietro alle quinte. Però correggiamo, i cartelli marroni non è proprio dove c'è qualcosa, ma dove c'è un qualcosa di interesse storico e o naturalistico. Ecco qua. E qui il Singano, purtroppo senza Sony. Guarda che bello il castello dove stiamo andando. Si farà 2 foto con la GoPro. Noi adesso siamo andati un attimo di qua perché, come puoi vedere, c'è una torre. Siccome non abbiamo, diciamo, fretta, siamo partiti con un giorno di anticipo, quindi abbiamo un giorno in omaggio, abbiamo avuto la fortuna di visitare questo splendido posto. Chi è qua adesso che ci racconta la storia della torre? Sono scappati tutti i furbastri. No, scherzi a parte, sul serio, è una cabina N. Ma mi stanno pisciando addosso? Ah no, sulle nuvolette, ora come si spostano. Oggi hai imparato una parola nuova. Tafaragni della Miera. Non chiedermi cos'è. Della Miera significa di lamiera. Tafaragni è un termine alessisco. Tafanai, quindi un nido di No, aspetta. Tafanai, un intrigo. Un intrigo è un impiccio. In qualche modo tutto ciò, cioè questa torretta con il giretto circolare, mi ricorda Castel del Monte, il quale tu non hai visto perché il disco della Seagate ha perso tutti i video che si è danneggiato. Guarda, se fissi la cosa sembra che ti venga addosso. Però sai cosa? Molto bello Castel del Monte, per carità, però non è mica che ci ha entusiasmato più di tanto, sai? Quindi non capisco, forse è la particolarità di questa forma ottagonale del castello che probabilmente richiama, gli ha creato il nome, no? Però... Ah ragazzo, un piccolo promemoria, quando ti avevo detto che era tanto ripida la strada, attenzione, noi arriviamo dalla statale, no? Quella, la Posto Romea che ti porta fino giù in Puglia, no? Ok? E lì abbiamo scavalcato 2 colline, la prima soprattutto è stata la più ripida, e lì sì, siamo andati su in prima, probabilmente ce la si faceva anche in seconda, ma poi il percorso era talmente stretto e dissestato eccetera che abbiamo dovuto rallentare. Ah, mi raccomando, comportate bene perché stamattina Alessia si alza con l'una storta, quindi sta buono, sta tranquillo, guarda, è già in posa, cioè già vedi la postura, no? Vedi il braccio, guarda le gambe, una caricata nell'altra, così il sorriso falso che sta a contraddire, no? Questa tua osservazione della postura, capisci? Quindi il linguaggio ha il suo corpo, impara a leggerlo e mantieni sempre le distanze. È vero che la GoPro allontana, ma fidate che sono a 10 metri. Adesso mando avanti a meno attività. Sto qua col Tawin e che domani scheia qui che passa. Come Marco quelli a doccia. Anche a quelle squasse che domani scheia adesso. A tutti. Che figata. Non sapevo, cioè tira dentro e anche comprime, che figata. Urco, non ho chiesto i 5 euro. Pausa perché Giacomo deve spedire un fax. Cioè, ovviamente a te non interessa che uno deve spedire un fax, però, vedi, deve interessarti perché molti non sanno cosa significa spedire un fax. È un modo elegante, nostro veneto, che invece di dire vai a cagare, cioè che brutto, capito? È un po' scurrile, cioè può essere scomodo in certe occasioni, no? Metti sei, non so, una cena di gala, è brutto, vai a cagare. Suona male. Quindi vado a spedire un fax che ti contraddistingue come l'uomo d'affari e nel tempo stesso, no, lascia quell'alone di dubbio tra il ma con le email che esistono starà andando veramente a mandare un fax oppure devo andare a cagare. CP, volevo farti vedere il cane tipico, che è anche quella pubblicità, quel famoso, esatto, cane tipico marchigiano. Ciao Fufo, e tu fa finta di niente. Che bello, soprattutto in Italia, curete a nonetta tipica marchigiana. Parla un fiat toscano, l'accento è un po' quello. Qui non capisco se lei è il prete che la stenduo fuori i costumi da bagno o se è una chiesa sconsacrata. Toilette pubbliche marchigiane. Oddio, il GS mimetico, che forte! Vedi ragazzo,
questo è un Cristo lauretano scolpito nel legno. Sì, esatto, ho letto là. Ecco, una cosa da chiedere a Italia, vediamo tante mongolfiere appese per i lumini, per le piante, guarda anche il negozio che ha tutte le mongolfiere, quindi qui probabilmente fanno delle sfilate con le mongolfiere, cose del genere. Questa adesso è da approfondire. Là, bello, cioè bello perché lo vedi con questa forma, diciamo con la base allargata, in più tu lo vedi dalla base, ok, perché vedi c'hai una salita e quindi di primo impatto, che in GoPro ovviamente non hai perché ha un filtro, ha una lente grandangolare, c'è questa sensazione di imponenza nonostante insomma sia una rocca, non è che è un castello infinito, però veramente già sta... Andiamo, aspetta che adesso devo andare in del panificio tipico. Ok, indossiamo la mascherina tipica. Buoni. Cosa può esserci di tipico, diciamo, da provare? Allora, di tipico abbiamo i ciambelloni che sono dolci, poi c'è il dolce della condesa che è pasta sfoglia, impasto con la frutta secca, maritozzi, biscotteria secca. E quella cos'è? E il maritozzo. Com'è il maritozzo? Dentro c'è un impasto dolce con la frutta candita. Ah, frutta candita. Niente, mi tocca andare sul classico e prendere un bignè. Sì. Quello lì, cannoli, visto che mega briochone che hanno. Guarda quella al cioccolato, grazie mille. Eccola qua. Guarda che anche i dolcetti, il cioccolato. Scusami. Sono indeciso. Oh, questa è figa, è bella grande, quello è piccolino. Boh, ma ci andiamo domani. No amore, siamo di passaggio oggi. Dai, Non è che deve chiudere, che adesso è tardi. Prendi quello che vuoi, dai. Ok, ma fa attenzione, non affrettare una decisione importante. Prendo il menù cheeseburger. Vuole il menù cheeseburger extra large? No, sì, no, Sicuro? Sono solo 30 centesimi in più. sì, no. Un brioche al cioccolato. Hai visto che mega sberla di brioche? Sti pompini moderni. Ciao, buona giornata. Uplai. Prima che ci dimentichiamo, questa rocca medievale, che è un monumento nazionale, ok, è anche un museo delle armi antiche, ma questo è un altro discorso, risale al secolo XV, cosa vuol dire? XV secolo, cosa vuol dire? 1500. Chiesa di San Tommaso Apostolo. Freddina come quelle trevigiane, devo dire, come colorazione e arredo interno. Che bel dire arredo interni, è accesa. Sì, c'è tanta roba. Io non ti faccio il video cinematico, facciamo un video descrittivo, diciamo in prima persona, così veloce, giusto per farti vivere proprio in tempo reale quello che sto vivendo io. E ti dico, ragazzo, che è veramente ragazzo, tanta roba qua, tanta roba. Sì, monasteri, musei, piatti. Il degaio. Che buono, senti che profumo, Giacomo. Madonna di... Italia non puoi capire, c'è questo profumo di... Wow. Tu che ormai mi conosci bene, sai che tra le mie location preferite non c'è solo la montagna tra virgolette easy, ossia con ruscelli e torrenti e senza buroni, ok, ma anche le borgate, quindi Toscana, Marche, Puglia, hai capito? E dimmi te come a una persona normale possono non piacere ste robe, guarda che spettacolo. Non ho il QR code, c'ho solo il Che foglio. bello, pensa a quanti clienti si perdono a 6 euro l'uno. Volevo fare 2 foto col telefono da mettere sul gruppo, però dopo ho detto ma goditi un attimo la vita, cioè ti attacchi la GoPro e basta, va bene così. Wow. E vedi, tutti sempre queste mongolfiere, niente, bisogna proprio domandare. Qualcosa, se no aspetta che non vado casa dentro di che altri. Eh sì, è una casa sta qua. E mi entro tranquillo. Cioè, capisci? Stupendo ragazzi. E poi guarda in fondo un'altra... Aspetta, ti in boia a fotocamera. In fondo un'altra borgata, stupendo, veramente stupendo. Vedi, è così bello quando mantengono questo stile, occhio attento, guarda.
guarda a sinistra, come rovinano tutto quando fanno le famose case, diciamo anni 80, 90, hai capito? Guarda che, con tutto rispetto per carità, anch'io ho la casa così, come quelle, ma è un pugno in un occhio, c'è proprio un deturpamento pazzesco. Al contrario, vedi, tutto ciò che è faccia vista, legno vecchio, tipo abbiamo apprezzato anche tantissimo quei corrimano in legno, cioè era proprio di tocchi di albero inchiodati su, stupendi, bellissimi, cioè veramente piacevolissimi all'occhio, Non c'era uscita. No, sentiamo, cioè fammi te la recensione, parlami te della rocca qua di Osagno, Ofagno, cioè com'è stato, racconta. Cioè, Molto difficile uscirci. ma no, metti i pampini che vogliono andarci, vogliono sapere com'è. E uffa, è stato difficile uscire, però è bello, quindi, bello. insomma, recensione di Giacomo della rocca di Ofagno è che è difficile uscire, quindi sì, ecco. Un sacco di scale, addirittura ci sono delle corridoi, dei cunicoli dove ci passa giusto lui. Cioè, se uno, non so, ci sono passata giusta in 4 gambe così. C'erano delle teche con degli antichi vasi, delle armi, degli elmi, dei vestiti dove io mi sono fatta fare una foto a fianco con un bel imbusto vestito tutto dell'epoca, e una vista pazzesca. E dopo cosa abbiamo visto? Un sacco di feritoie, grandi anche, perché ci stava un bambino di 1,30 m quasi in piedi. No, molto molto bello, suggestivo, un po' sembrava il castello di Monteriggioni, appunto, queste scalette strette, varie stanze, bello, sì. Sapete perché ci sono mongolfiere dappertutto? Le mongolfiere perché abbiamo un artista qua a Ofagna che ha cominciato un po' per gioco a fare delle mongolfiere e poi sono piaciute a tutti. Perfetto, grazie mille, noi andiamo subito, gentilissima, ringrazio Giacomo. Grazie, ciao! Non avrei gerani, vedi tu. Però dico, sì, io so, io più bei, tu io più rincurai, dice ma non vuol dire che sono più curati. Cos'è sta roba? Io devo infrattarmi in tutte le cose, in tutti i buchi, perché alle puntine del mondo piacciono i buchi, non vorrei. E ora, felci, nefrolepis, exaltata, quel per un spatifilum senza fiori. Dopo qua abbiamo l'ortensia, che sarebbe Hydrangea macrofilla. Dopo quella è un'opuntia, quella in fondo. Dopo questa non mi ricordo il nome, delle roselline, qua me par foglie spatifillum, di pladenie, surfinie e di nuovo felci. Che bello non ricordarsi un cazzo, ti dà quel senso di, non so, di leggerezza, di libertà. Guarda che bei borghetti, e cos'è che... No, Monteriggioni, cos'è che ci ricorda? No, quello lì del tornante impossibile, che ci aveva fatto il video che si chiamava Tornante Impossibile. Non mi ricordo, però... Che aveva fatto manovra nel tornante. Essere in quel borgo che abbiamo visitato quando siamo stati anche in Toscana, Coi singani. Anche quello sembra, la città del tuffo, cos'era, una roba del genere. Pitigliano. L'angolo degli innamorati. Poniamo questo angolino. Ci sono scritti di piccione? No. Allora ci sta. Ma non sembra morto. No, dorme così. È un piccione morto, defunto. Sì. Ci vedi? Bello, Italia. Guarda. Forse farmi male? Che figata. Tu magari mi chiederai Singano, ma è meglio Ofagna o Matera? Beh, grazie al caso, insomma, Matera, se Matera è Italia c'è tutto bello, ma questo per dire che nei viaggi in Puglia è una tappa obbligatoria. Io lo scrivo sempre a tutti quelli che vanno in Puglia, mi raccomando, non sta a tornare su se non te va a Matera. E io ho aspettato proprio qui per salutare i ragazzi, quei pampini che abbiamo conosciuto lì nella Val di Fumo, Roberto, Federica, che immagino sia la mamma e il papà, no? E Daniele, Silvia e Giovanni, che sono i pampini. Pampini, vi salutiamo dal castello. Perché ci si è conosciuti in un posto fantastico, mi sembrava giusto, corretto e doveroso concludere in un altrettanto posto fantastico. CP, io immaginavo che non sarebbe stato tutto rose e fiori a portarti. Parlano di cavolo, già come abbiamo i fantasmi, che palle, dopo vengono a romperci le balle quando dormiamo. Leggi tutte, tu metti in pausa Italia, tanto è registrato in 4K, e ti leggi le storielle sui fantasmi. Stai leggendo dei fantasmi, ti stai acculturando sui fantasmi che vengono a trovarci di notte. Metti che è una bella figa,
che arriva di notte, no? Sono tipo Scary Movie che dopo, no? Secondo me. No, sì, stavo anche meditando sul nome Ofelia, che mi piace. Ah, ti piace Ofelia? Il nome Ofelia. Da Pinto da Pignate? No, per un animale, un cane e un gatto. Ah. Sai, Artemio, Plinio. Sì. Ofelia ci sta. Questo è il monumento ai caduti che abbiamo letto prima nelle indicazioni, è appena sotto la rocca. Appunto una zanzara. Senti quanto frigna questo pampino Italia, ma anche voi pampini siete frigna così come Giacomo? Fatemelo sapere nei commenti, perché è tutta una frigna sto pampino. Senti. Eravamo partiti bene. Era un po' detto, dai che Che forte. Ah, questo è il monastero, vedi? Ti mando alle suore. Giacomo. Suoniamo. Vuoi stare all'asilo? Come boh. Boh. Che facciamo? No? Destra. Mamma mia, devo vedere sempre le Cese, le cose, anche se Italia, tu hai già capito che è tutto esatto, freddino. Come esatto, vedi? A parte il tetto, oh, che bello il tetto, il tetto, bello il tetto. No ragazzi, Mirko, guarda il tuo camper, mignon. Questo sarà 4 metri e qualcosa, non è 5 metri. Buongiorno! Dica! Sì, beh adesso come orario non lo so. Chiudeva all'1 e riapriva, non mi ricordo che ora. Serve o il Green Pass o l'attestato di un tampone negativo e poi chiedono prima di entrare di mandare un SMS. Che bel cane, c'è un numero Giacomo. scritto con il Guarda. nome e il cognome e le Che bel quantità di fufo. persone sono Hai per visto? precauzione, ad esempio Covid e roba, sanno chi c'è stato. Stiamo andando via. Guarda che qua vedi, c'è a fare una manovra come prima. Ale, riesci? Ecco. Difatti vedi, passo Adesso è libera. Guardami anche in basso, perché vedi qua non riusciamo a fare la curva, dobbiamo fare manovra. Arriva una macchina rossa davanti a te. La macchina rossa, aspetta. Ok. Tipico panorama marchigiano, con tipica strada estremamente ripida marchigiana. Ta ta ra ta 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 ra ta. Le strade a Tagadà, hai visto Giacomo? Figata. C'è che uno lì. Difatti Ale, lo vedi, difatti il museo della carta, perché qua ragazzi abbiamo passato Fabriano e abbiamo detto ma cosa facciamo? Usciamo per prendergli un quaderno a Giacomo? Oppure l'Ale giustamente, intelligentemente, perché è quello che il mio istinto proponeva, ma figurate adesso andiamo avanti che abbiamo posti più belli da vedere. Allora Italia, ascolta una roba, io non so adesso se quasi quasi chiudiamo sta puntata, perché nella prossima c'è un'altra città, quindi ti salutiamo dentro la galleria. Ciao belli! Ciao! Te niente Giacomo? No, Giacomo non ti fa il saluto, fa il sustego, hai capito? Eccolo! Vai Sigari!